Dal 1° settembre è scattato l'obbligo del Green Pass per treni, aerei o navi di lunga percorrenza. Dal 1° settembre è scattato l'obbligo del Green Pass per treni, aerei o navi a lunga percorrenza. Non sarà invece necessario esibire il certificato sugli autobus urbani, metropolitani, treni locali o sui traghetti per le isole minori. La certificazione sarà necessaria per salire a bordo degli autobus interregionali a lunga percorrenza. Sono queste, ricordiamo, le nuove linee guida predisposte dal Governo nazionale e concordate con le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI per l'organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole. Anche ad Agrigento la gente li rispetta, ci siamo recati presso il parcheggio da dove partono i pullman per le tratte siciliane, in particolare quella molto frequentata e richiesta della SAIS, che da piazza Vittorio Emanuele parte per Catania, aeroporto Fontana Rossa. I trasporti regionali non serve il Scusi, Green Pass, per il Green Pass siete attrezzati? Solo per le lunghe percorrenze il Green Pass. Quindi diciamo TPL non è fuori la previsto. Sicilia? Sì, Ma questo pullman va fuori la Sicilia? questo da Agrigento va a Catania, è un trasporto pubblico Però locale. dico, siete attrezzati come Rispettiamo il per i 30% controlli? della capenza e la mascherina obbligatoria. Ok, grazie. Quindi lei è fornita di Green Pass? Sì, Deve andare, diciamo, fuori la Sicilia? devo rientrare a Vicenza, devo prendere serve l'aereo. anche in aeroporto. Grazie signora, Prego. buon viaggio.